Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale del vostro Varietto Veneziano. Alcune persone mi hanno contattato più volte in vari anni per chiedermi: ma tu dici che i circuiti sono limitati nel tempo, si possono sempre usare quelle del Marietto Veneziano sul sito del capitano.altovisto.org, poi noi leggiamo che hanno una durata massimo di 6 mesi o un anno. E cosa ci risponde a riguardo Marietto? Il Marietto prima di tutto risponde che sarebbe bello se vi iscrivete al canale di De Gara Marietto Veneziano, nel canale YouTube chiaramente, e nei nostri gruppi Facebook, e sotto in descrizione vedete il link. Poi vi risponde che un po' la storia dei circuiti e dei quadranti radiostesi, i circuiti radionici di questi PDF sono un po' da prendere alla lontana, cioè mi spiego meglio, no? Quando nel 2012 più o meno si è partito con questo progetto, ero in un gruppo misterico e ci tremavano un po' le gambine, perché già parlare di radionica, radiostesia, io in quei tempi ero moderatore in un gruppo di 800 persone di questa materia, e mi rendevo conto che c'erano delle grandissime correnti che volevano tenere un po' questa materia nascosta, segreta. Insomma, quando si sentiva parlare questi personaggi sembrava che avessero mangiato pane e radionica tutta la vita. Forse solo o anche forse perché se ne parlava poco, era un po' gli albori, c'erano dei grandi scrittori e divulgatori tipo Moretto o Picchi e altri che avevano scritto dei libri, oppure Moretto aveva dato questo bellissimo circuito sulla melatonina radionica già nel 2005, quindi diciamo era un precursore, ma nel 2012 il nostro Marietto Veneziano, dentro un gruppo ristretto di maghetti in erba, di esoteristi, aveva deciso mi ricordo che c'era anche Paola Chiarilli ai tempi, sto parlando del 2014 circa, poi c'era la Solaria, c'era Icaro e c'era altre persone, la Viola Violetta, c'erano altre persone. Quindi in quel periodo storico chiaramente molti non volevano che questa materia fosse data in un certo senso in modo fruibile, in modo gratuito. E quindi è chiaro che abbiamo trovato qualche scalinetto, qualche gradino, no? A divulgare questa materia, e dovevamo trovare un sistema che non desse fastidio. Chiaramente la veggente del nostro gruppo ci aveva detto che in futuro i nostri PDF circuiti li avrebbero regalati, li avrebbero anche venduti fra di loro e ci sarebbe stato successo, però in quel periodo storico lì era difficile dare queste cose gratis senza essere sabotati, e allora bisognava scrivere delle paroline che aiutassero a capire alle persone che non li scavalcavamo, diciamo così, no? Mi ricordo che già nel 2012-2013 spiegavo che alcuni circuiti, se proprio non si potevano mettere in bella vista in casa perché magari un parente era contrario, bisognava incollarli sotto un cassetto così che potessero sempre operare. E c'era gente che veniva nei nostri gruppi, ascoltava, ci faceva, sapete, no? La cera, poi andava negli altri gruppi e ci sparlava contro. Quindi quando noi abbiamo messo in pista questi circuiti c'è stato un attimino di frizione, un pochettino di ruggine con altri esoteristi che invece volevano proprio vendere ogni circuito almeno 30 euro. Infatti mi ricordo che del nostro gruppo è andato in un negozio, li ha regalati, e appena questa è uscita l'ha stampato, ha messo in bella vista 20 euro a Genova questo, ma noi sapevamo già questa cosa qua e quindi li abbiamo pure divulgati in modo gratuito. Vi ricordo che finora sono stati già scaricati più di 130.000 ebook gratuiti con una media di 10 circuiti cada uno, quindi una media di 130 a 1.300.000 circuiti e quadranti radiostesici, no? Però appunto in questi ebook abbiamo scritto che duravano massimo 6 mesi. Allora l'importante è plastificare, poi il circuito lavorerà sempre all'infinito. L'importante è sapere che non ha bisogno della luce solare, come viene detto, perché lavorano con la luce eterica e quindi non c'è bisogno. I circuiti del Marietto poi sapete che hanno un pallino dentro che
fa in modo di eludere, di scavalcare il discorso di cercare il polo nord e il polo sud, insomma non ha bisogno dei punti cardinali. Sono gratuiti e tutti possono utilizzarli, funzionano a dipendenza sempre anche dalla qualità delle persone, che cosa si vuole fare, quindi il vostro marietto vi dice sempre, anche nelle pillole di radiestesia basic, di testarli col pendolino, chiedere se vanno bene per voi o meno, perché quello che va bene per uno non va bene per un altro e viceversa. Quindi anche questi circuiti non è che sono infallibili. Poi vi voglio ricordare che la radionica non fa miracoli, fa molto, può aiutare molto, in alcuni casi ha fatto veramente tanto, ma in altri casi magari è più lenta. Chiaramente non è veloce come la magia delle candele, alta magia operativa, però fa molto e il vostro marietto le ha messe gratuite in pista. Quindi questa scritta di 6 mesi è stata una scritta dettata più che altro dal fatto che non volevamo avere problemi e grane con gente che già voleva fermare in tutti i modi la divulgazione della radionica e della radiestesia. Il vostro marietto le ha messe in pista perché a piccolino, quando aveva 5 anni, gli è stato detto che avrebbe dovuto fare questa missione e quindi ho fatto questa missione in modo che tutti possano avere, almeno in Italia, la possibilità di conoscere la radionica, perché a meno di questo prezzo è impossibile. Quindi, cari amici, tranquilli, i vostri circuiti che avete stampato sono un investimento perché lo potrete utilizzare sempre. In questo momento però vi consiglio di scaricare quello dell'avvocato Cerratini, perché dentro ci sono i circuiti che servono per difendere la nazione italiana, la sacra patria. Questo perché? Perché già 5, 6, 7 anni fa avevamo visto che sarebbe arrivato questo periodo e quindi ci volevano già in quel periodo lì dei circuiti che fossero già nelle case delle persone quando sarebbe arrivato il 2020. Bene, cari amici, vi ringrazio per le vostre domande che mi fate in PVT, però vi consiglio di farle nei commenti qui sotto la descrizione, qui nel canale YouTube, e preferirei che le domande le faceste qui. Per il momento vi ringrazio e vi rimando a iscrivervi al canale Oldie di Zegare Marietto Veneziano. Grazie cari amici, alla prossima, ciao!